nuovo appuntamento con Harmonias in viaggio, e questo viaggio ci ha portato in Gallura, ad Aggius più precisamente, per conoscere, per scavare intorno agli eventi che caratterizzano la quarta edizione di Etnosfera, una manifestazione, un'iniziativa, una rassegna, un festival, un grande contenitore di musica e di occasioni letterarie, di attenzione verso la lingua sarda e gallurese, insomma una piacevole occasione, quella che vivremo stasera, frugando intorno alle due giornate che sono state organizzate qui in territorio di Gallura. E allora come primo appuntamento, visto che insomma si chiacchiera, si racconta, si sviscerano dei temi, ma si ascolta anche tanta musica, io incontrerei subito uno dei due responsabili della parte, come dire, artistica, Diego Pani, che insieme a Marco Luzzo hanno curato la direzione artistica di questo evento, e ci facciamo raccontare proprio da Diego Pani questo dialogo che affronterà insieme a Davide Toffolo proprio su temi che riguardano l'espressione artistica che viene concentrata in questa quarta edizione di Etnosfere di Aggius. L'incontro di stasera era tante cose, perché era un incontro con un personaggio della musica italiana, del rock, del punk rock italiano importantissimo, che ha avuto un seguito durante tutta la carriera davvero importante, che è appunto quello di Davide Toffolo e dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ma era anche l'incontro tra il suo mondo, che è un mondo di musica, ma anche di immagini, di disegni, di un tratto stilistico molto forte, e un mondo musicale che sta dall'altra parte del mondo e che straripa di musica che è una musica ibrida, meticcia, che è la cumbia, una musica che è l'essenza stessa della ibridazione di culture diverse, no? Una musica che nasce nelle rive dei Caraibi, che compie questo viaggio in tutto il Sud America e nasce però dalla commistione di musica nativa, di musica africana e della musica e della cultura dei conquistadores spagnoli. Assolutamente un mondo affascinante, ma lui da friulano non ha raccontato come è stato trafitto dalla cumbia, cioè come è arrivato a questo scenario, che lui insomma, come hai detto tu, musicista, rock, punk, cioè ha attraversato diversi territori. Poi a un certo punto questa folgorazione che è nata come gli è arrivata? In realtà mi ha raccontato che questa folgorazione è arrivata grazie a un progetto legato al Friuli, però a Buenos Aires, con sono disterrados, potremmo dire friulani, no? Che come tanti sardi ci sono anche tanti friulani con i loro circoli friulani, no? Lui ha parlato anche molto di questa idea, di queste comunità friulane. Lui è andato in Argentina proprio per un progetto legato a queste comunità, e lì ascoltava sempre questo ritmo, questo ritmo che accompagnava le sue giornate, la sua esperienza lì, e si è chiesto cosa fosse, e questo era la cumbia, una delle tantissime iterazioni della cumbia, e lì si è innamorato perdutamente. Infatti questa graphic novel parte con un personaggio, il suo personaggio, che deve per forza andare in America Latina perché quasi non ne può più di ascoltare solo cumbia e deve andare in fondo alla radice, e parte così questo grande viaggio che si ibrida di diario ma anche di reportage etnografico. Lui ha fatto tantissime interviste, ha ascoltato dal vivo e ha conosciuto tantissimi anche esponenti molto importanti della cumbia in giro per l'America Latina. E proprio così è andato a fondo di questa cultura musicale, con la caratteristica del viaggio che ha in tanti suoi lavori, che si ammanta di un'esperienza vissuta, ma anche di un'esperienza onirica, immaginifica, dove la musica appunto serve anche come legame tra il subconscio e la vita di tutti i giorni. È una cosa che ha sempre caratterizzato le sue opere, che sono tante. Lui si è occupato di Primo Carnera, si è occupato che quelli della mia generazione conoscono bene come Pugile, insomma. Pugile, friulano, tra l'altro, pure lui. Si è occupato del grande Pasolini, con opere che sono diventate quello su Pasolini è un lavoro monumentale che ha avuto un successo strepitoso, cioè una diffusione enorme, insomma. E lui è considerato uno
dei maggiori esponenti del fumetto italiano. Allora, intanto ti ringrazio, Diego, per questa presentazione così mi ha fatto un po' rivedere tutta la mia vita, un po' troppo, diciamo, non sono abituato. Mi dispiace. Non sono abituato, penso sempre, sto sempre in una specie di presente per il quale il mio passato che c'è, però è andato ormai. E questo libro si chiama Il cammino della cumbia per due motivi: uno perché è un libro di viaggio e l'altro perché la cumbia, come diceva anche Diego, è una musica migrante. Io la chiamo, gli ho dato questa definizione che non so se è perfettamente giusta, però mi piace la parola e mi piace l'idea che sia una musica che è nata in Colombia, nel Palenque, verso Cartagena, insomma nella parte nord della Colombia, sull'oceano, e poi si è spostata con le migrazioni delle persone, degli operai, dei lavoratori, si è spostata dalla Colombia in Ecuador, in Perù, in Bolivia, in Cile, in Argentina, e in questi ultimi 20 anni è arrivata anche in Europa con l'ultima migrazione sudamericana. Io l'ho incontrata tanti anni fa, adesso forse ho già perso il focus della domanda, però vi racconto lo stesso delle cose, va bene, uguale. L'ho incontrata tanti anni fa, nel 2001 sono stato ospite di un progetto particolare in Argentina, in particolare perché l'Argentina nel 2001 ha avuto questo crollo economico abbastanza pesante, per il quale molti argentini di origine italiana e in particolare di origine friulana. Io vengo da una regione che si chiama Friuli Venezia Giulia, che sta a nord-est dell'Italia, una regione che ha dato tanti emigranti a tutto il mondo, come anche la Sardegna, e quindi avevo appena fatto un altro libro su un emigrante famoso che è friulano, che si chiama Primo Carnera, che è un pugile che forse del quale qualcuno di voi ha dei ricordi, e quindi questo gruppo di ragazzi mi dissero: ma vuoi venire a fare un corso di fumetti per dei ragazzi argentini di origine friulana a Buenos Aires? E io con una certa leggerezza ho detto: ma sì, mi sembra la cosa più bella. Quando fai i libri di solito hai sempre delle proiezioni che ti portano, e io avevo immaginato questo libro su questo pugile friulano che era diventato campione del mondo negli anni 30, che aveva fatto il giro del mondo, bla bla bla. Mi ero immaginato che questo libro potesse portarmi da qualche parte. Perciò a questa prima occasione ho detto subito sì, in un modo anche un po' infantile, ho detto sì, vengo. Sono andato ed è stata la prima volta che ho visto da vicino una situazione sociale molto diversa da quella che conoscevo, e soprattutto ho incontrato questi strambissimi animali che si chiamano friulani, dei quali non me n'era mai fregato niente fino a un giorno prima, anzi, perché io faccio parte di una parte del Friuli che è senza lingua. In realtà ce l'ho la lingua, però nella parte dove abito io non si parla in friulano, si parla una specie di veneziano si sente forse anche un po' dal mio accento, si parla una specie di veneziano, perciò c'è un po' di distanza, c'è un po' di distanza linguistica perlomeno fra noi e i friulani, dei quali, ripeto, mi ero interessato relativamente poco. Invece quel viaggio lì è stato incredibile, perché ho incontrato i friulani e soprattutto i friulani in America, e ho capito un po' di cose, tipo che se sei in America comunque devi sapere da dove vieni. È stato molto, molto bello, molto emozionante, ancora adesso che lo ricordo in un modo molto emozionante. E in questo viaggio stranissimo nel quale siamo andati giù una ventina di artisti, diciamo così, della nuova generazione, almeno per quel periodo lì, friulana, a incontrare i friulani di origine, gli argentini di origine friulana, che vuol dire alcuni di loro sono della migrazione della fine dell'Ottocento,
perciò e altri molto più recenti, nipoti o addirittura figli di emigranti. Perciò una composizione particolarissima, tutti emozionati e legati a questa lingua così Pasolini l'ha immaginata poetica, così poetica come il friulano, quindi è stata un'emozione veramente forte, ma di sottofondo a tutto questo viaggio qui c'era sta musica strana che faceva più o meno zoppa, stramba, ascoltavano soltanto quella musica lì tutti, e le discoteche non le chiamano, che lì le chiamavano boliche, non avevano musica internazionale, avevano solo questa strana musica che loro chiamavano cumbia vigera. E quindi è stato il mio primo contatto per incontrare questa cumbia vigera ed è stato forte, perché ho capito che era una musica che arrivava dal ghetto, diciamo così, e lì si chiamano vijas, cioè le favelas, il ghetto, insomma, posti poveri, che sono interni alla città. Perlomeno io ho abitato quasi esclusivamente a Buenos Aires in quel periodo, è stato un soggiorno abbastanza lungo, più di un mese tutti insieme. È stato bellissimo, e c'era questa musica di sottofondo che hanno cominciato a raccontarmi che cos'era, da dove veniva, e quello è stato il mio primo incontro. Quindi in questo viaggio che ho fatto in questo libro mi sono immaginato di cominciare il viaggio da lì, che era l'ultimo punto nel quale la musica, la cumbia in qualche modo è arrivata, perché è partita 10.000 chilometri prima in Colombia e tanti anni prima. Adesso dopo magari parliamo di quando è nata sta cumbia, che è una cosa anche abbastanza difficile da identificare, però qualcosa si può dire su quello. Ma sicuramente la cumbia che ascoltavo in quel momento lì non esisteva prima, aveva qualche elemento precedente che era propriamente colombiano o di importazione colombiana, ma quell'invenzione lì era un'invenzione assolutamente argentina. Se volete vi faccio sentire un pezzettino per farvi capire il tipo di ambiente. Vediamo qua se la tecnologia mi aiuta. Allora, questo gruppo si chiama Los Pibes Chorros, che vuol dire i ragazzi delinquenti, tanto per... E faccio sentire un pezzo che si chiama Los Pibes Chorros, facile. Fa così. Sì, sì. Volume. Somos cinco amigos churros de profesión. Robamos a los pobres porque no somos ratones. Buscamos la fija y entramos. Atmosfera, quarta edizione. Marco Luzzu, hai curato nel dettaglio dal primo anno questo avvenimento, nel senso curato dal punto di vista musicale, dei contenuti. Un festival, come dire, diffuso nel territorio di Aggius, che racconta e che incontra linguaggi, musiche, progetti, immagini, insomma Etnosfera sta diventando pian piano un grande contenitore di una serie di esperienze che confluiscono poi prevalentemente nella musica. Sì, è un festival in realtà che è nato un po' per caso, perché io faccio altro nella vita, ma sono originario di Aggius, e i giovani della Proloco alcuni anni fa mi hanno chiamato chiedendomi se volessi appunto pensare assieme a loro un festival. Loro hanno scelto il nome, abbiamo assieme a Diego Pani, che dirige con me il festival, pensato una formula che pian piano sta prendendo la sua fisionomia. Ci piace far incontrare linguaggi diversi, la letteratura, la musica, le arti visive, le lingue. Abbiamo una grande attenzione per le lingue minoritarie, e quindi c'è sempre una parte anche legata alla Sardegna. Ci piace molto avere un rapporto col territorio, che significa da un lato ai nostri visitatori far conoscere il paese di Aggius. In questa edizione abbiamo esteso anche al territorio della Gallura tutta, e anche appunto
fare delle proposte che siano per Agius nuove, ma che anche siano legate alle sensibilità del paese. Ecco, stasera stiamo vedendo tutta una serie di appuntamenti. Abbiamo cominciato con i dialoghi, poi la musica di Daniele Di Bonaventura, adesso avremo modo di incontrare anche il concerto conclusivo. Ma tutto questo, come dire, è frutto anche di un proseguo, di una giornata che è cominciata ieri con molte cose interessanti. Ci vuoi fare proprio delle istantanee su quello che è successo nella prima giornata del festival? Sì, allora intanto il festival non ha un tema annuale, però quest'anno diverse esperienze sono andate a convergere sull'America Latina e sui Caraibi. Abbiamo iniziato intanto come al solito con una chiacchierata, un incontro in lingua sarda che si chiamava Comunicare il sardo, comunicare in sardo. Questo lo facciamo sempre. Siamo passati a Monica Marziota, che è un'artista cubana che ha realizzato un nuovo disco che si intitola Anima Mundi, e sono canti sacri per voce solo in lingue ancestrali. Lei ha fatto un'esplorazione in lingue o estinte o ancestrali o minoritarie, partita dallo Yoruba, dal Taino, che è una lingua dell'America Latina, e a un certo punto ha inserito anche uno Stabat Mater in sardo. Quindi Monica ci ha raccontato di questo suo disco. Estas mama soberana de lágrimas imprendada a pedesaruge su quien nascer fissaruge smolsando in abbandono de umbras en velo sia de Gesù su santo cirene ungi piae mi si assienda de ardores si apprenda consumendomi indizizos procelere consolo da sarughe le suolo quala senza benada mistica columba e candabere in tomba prosso corpo singrilanda s'anima di gloria. Amen. La sera abbiamo avuto un grande concerto con i Ballade Boys. Noi abbiamo sempre questo sabato danzereccio al Parco Capizza, Ballade Boys, quindi insomma musica sarda della più potente e energica. Chi non t'ha dato né chi non t'ha dato, chi non t'ha dato né chi non t'ha dato, chi non t'ha dato lo correte me. Dalla lasciato né dalla lasciato, dalla lasciato né dalla lasciato, dalla lasciato bella damino. Sempre vagante né sempre vagante, sempre vagante né sempre vagante, sempre vagante su divertimento. Poi un trio di cumbia, Cacao Mental, quindi questa musica che viene dall'America Latina e che appunto che fa ballare tutti. Buon solstizio a tutti e a tutte!
un momento che ho curato io, che si intitolava Gabriel Ritrovato. Gavino Gabriel è stato uno dei pionieri della ricerca etnomusicologica in Sardegna, ha curato i primi dischi di musica sarda realizzati ormai 100 anni fa. Io ho un lavoro di ricerca nel quale sto appunto ricercando questi dischi, li abbiamo fatti sentire e restituiti alla popolazione, e oggi abbiamo di mattina esplorato i territori con un talk con Lidia De Candia che parlava della cultura degli Stazzi, e poi una performance realizzata in collaborazione con Bucolica, con Festival di Tempio, con Fulvia Cogli, Sara Giannelli, Matteo Biancredo e le musiche di Sarram, che raccontavano attraverso poesie in gallurese e prosa in italiano che proviene da saggisti che si sono occupati del territorio gallurese, raccontavamo la Gallura. Abbiamo proseguito qui dove siamo in questo momento con Daniele Di Bonaventura, che utilizza il bandoneon, che è uno strumento che è sempre abbinato al tango, in realtà in una maniera molto più creativa e molto più varia.
Questa è musica, eh?
Beh, con Daniele Di Buonaventura e il suo mondo musicale, che come è stato introdotto anche da Marco Luzzo, ci porta insomma a diversi territori, ma con molti riferimenti jazz, all'improvvisazione, all'ispirazione del momento. Un po' quello che è successo stasera nel tuo concerto. Il bandoneon diventa un po' parte di te e ti racconti attraverso questo strumento, e stasera molte ispirazioni, insomma, dai graniti, dalla condizione, dalle rondini, dal pubblico, dal suono che mi circonda. Ogni volta è sempre diverso. Sì, ho un repertorio molto vasto, poi parto con delle improvvisazioni, poi collego i brani a secondo del momento, delle tensioni, comunque mi lascio carta bianca tutte le volte che suono da solo, non faccio mai una scaletta preordinata, perché poi so che poi non funziona e me ne vado in giro a spasso per il mondo, ecco, con il bandoneon. È quello che è successo stasera, con molte emozioni, devo dire, perché insomma il pubblico ha decodificato tutti i tuoi suoni e sono arrivati profondamente. La tua relazione con la Sardegna, ne hai parlato nel corso del concerto e hai anche chiuso con un omaggio a un canto d'amore molto popolare da noi. Qual è la tua relazione? Questa terra sono particolarmente legato perché venni la prima volta nel 97, quindi ho iniziato a suonare con il quintetto di Enzo Favata, sostituendo il grande Dino Saluzzi, che io suonavo il bandoneone dal pianoforte, sono passato al bandoneone da autodidatta, ma ascoltavo Dino Saluzzi come il più grande maestro, e quindi mi sono ritrovato a venire in Sardegna a suonare sostituendo Saluzzi con questo progetto di Favata. L'ho frequentata per 14 anni di fila e mi sono innamorato della vostra terra, della vostra cultura, della vostra identità, dei colori, dei profumi. Insomma, quando vengo qua mi sento un po' a casa, perché conosco questo. Oggi però ad Agius è la prima volta che vengo. E qui siamo in territorio di Paolo Fresu. La Gallura, anche sì, Paolo di Berchid. Sì. E domani sono con Paolo, quindi mi ritrovo con un sardo. Senti, giusto una nota sullo strumento musicale. Tu nasci come pianista, poi arrivi alla bandoneon. Che voglio dire, fra gli strumenti aerofoni ad ancia libera, devo dire è uno di quegli strumenti meno frequentati, almeno in Italia e in Sardegna, rispetto all'organetto, alla fisarmonica. Si colloca, come dire, in una nicchia o ha un suo percorso. Raccontaci un po' come mai, ecco, il bandoneon rispetto ad altri strumenti a mantice è certamente più raro, più come dire, rivolto a un determinato mondo musicale. Allora, prima cosa, il bandoneon è uno strumento tedesco, però che ha avuto questa grande nascita con il tango argentino, quindi già la presenza di strumenti in Europa è scarsissima, non vengono più fatti da dopoguerra e quindi già c'è una scarsissima produzione. Tutto è finito in Argentina, tutto è andato a finire per il tango, quindi il bandoneon si identifica con il tango, quindi questa scarsa produzione già porta al fatto che non ci sia stato investimento. Poi l'organetto è uno strumento popolare italiano, la fisarmonica anche quella viene dal nord Europa, poi ha avuto grande diffusione. Anche la letteratura è importante, la letteratura per bandoneon è quasi esclusivamente di tango. E quindi è uno strumento di nicchia, e poi è uno strumento, secondo me, forse anche più difficile degli strumenti a mantice. È un sistema molto complesso, è bisonoro, ha doppia intonazione, ha 4 tastiere diverse, destra, sinistra, apertura e chiusura. È uno strumento molto ostico, molto complicato, che molti fisarmonicisti iniziano a suonare e abbandonano dopo poco, perché è come suonare un altro strumento, fa parte dello strumento a mantice. Come diceva Astor Piazzolla, la differenza tra una fisarmonica e un bandoneon è come se fosse la strada tra un limone e un'arancia. Certo. Secondo me è quasi ancora di più, perché è veramente uno strumento che ha questa grande bellezza del suono, soprattutto,
e quindi ha questo suono veramente liturgico, e quindi ecco perché inserito in un contesto profano lo fa diventare uno strumento particolarmente nostalgico e affascinante. È uno strumento quasi più per pregare il bandoneone, invece la fisarmonica, l'organetto è più per ballare, Certo, è più chiassoso, è per più, fare insomma, festa. per fare, Il bandoneone per fare lo festa. concepisco quasi più uno strumento quasi più mistico, ecco. Beh, stasera devo dire che il tuo concerto è stata una piacevolissima liturgia, se lo vogliamo chiamare così. Diciamo, Insomma, ho il fatto un tuo concerto è stato davvero una grande occasione per noi, insomma, per entrare dentro la tua musica, e te ne siamo molto grati. Grazie. Grazie a Daniele. voi, grazie a voi. Immaginiamo già l'edizione numero 5, ci saranno dei territori che già state pensando di esplorare nel panorama musicale mondiale, o ancora, come dire, vi godete questa edizione numero 4? Ma allora, meglio, io nel mio telefono ho un lungo nome di artisti che vorrei qua, però non li abbiamo ancora. Veramente quest'anno abbiamo una visione ancora più chiara. Ci sarà certamente un momento per le lingue, per la lingua sarda, ci saranno linguaggi che si incontrano tra loro, e un altro aspetto che a me piace molto è normalizzare la cultura sarda. A me è piaciuto ieri molto avere i Ballade Boys e poi Cacao Mental, cioè l'idea che la musica sarda non va né trattata nel ghetto del folklore inteso in maniera negativa, né come dire, esaltata, musica unica e straordinaria, migliore del mondo. Va normalizzata, è una musica bella, straordinaria, contemporanea, che vive assieme agli altri musiche ed è adattissima a aprire un concerto che poi si concluderà con la cumbia o viceversa. Beh, questo piace molto, è proprio la mia idea della musica sarda di tradizione, che è la musica della contemporaneità e che può vivere alla pari con tutti i linguaggi del resto del mondo. Bene, adesso dall'altra parte del paese, sempre in mezzo ai graniti di Aggius, la chiesa sarà lo scenario dove saranno proiettate, come dire, creati subito in diretta, a seconda del sentimento, dell'animo del momento, questi disegni, e poi tante musiche che si incrociano e metteranno, insomma, la parola fine a questa edizione numero 4, ma sicuramente con molto gusto e interesse, quindi andiamo a seguire. Senti Diego, dammi una chiave di lettura del concerto che vedremo non appena qui arriverà, insomma, calerà la notte, perché poi è importante la proiezione, le ispirazioni di disegni, di illustrazioni fatte lì dal vivo, con un trio musicale tutto sardo invece. Il concerto di stasera unisce musica e immagini, unisce il lavoro di 3 musicisti sul palco, sono musicisti affermati, anche legati a diversi percorsi accademici, ma che sono molto legati a uno studio e a una grande ricerca dei suoni della tradizione sarda. Abbiamo deciso di chiamare questi 3 musicisti e di metterli in collaborazione con le immagini di Davide Toffolo. Davide Toffolo oggi disegnerà in maniera, potremmo dire, analogica, non con un supporto digitale, ma sulla carta, e i suoi disegni appariranno sul sagrato della chiesa del Rosario, sulla facciata della chiesa del Rosario. Beh, Diego, giusto per concludere, per dare una chiave di lettura, ma anche per conoscere meglio gli artisti, 3 musicisti sardi cagliaritani forse sono? Sono Stefano Colombelli al contrabbasso, Carlo Pugedo alle percussioni e Francesco Morittu alla chitarra.
Cari amici, il nostro viaggio qui ad Agios per Harmonias in viaggio si conclude così. È stata una piacevole esperienza quella che abbiamo vissuto oggi, con tanti racconti, narrazioni di un festival che si conclude per la 4ª edizione, ma che già insomma da domani ci si preoccupa di organizzare l'edizione numero 5. Credo che sia stato molto interessante raccontare così, raccogliendo qua e là impressioni e documentazioni, e quindi se il progetto insomma di Harmonias in viaggio vi piace, ci vedremo con le registrazioni anche sabato prossimo, sempre alle 21, sempre su Tele Sardegna, al canale 13, la TV che raccoglie e racconta l'identità musicale dell'isola, e con la nostra trasmissione non soltanto della nostra terra.